Immagina una persona rifugiata in Europa. Questa persona ha lasciato il suo paese 6 anni fa e ha avuto un lungo e faticoso viaggio, passando attraverso una parte dell'Europa che include la Grecia, l'Italia, la Francia, l'Austria. Chi ti viene in mente? Un uomo? In realtà, a livello globale, il 75% dei rifugiati sono donne e bambini, non uomini. Questa storia segue le esperienze di una di queste donne. Una donna rifugiata in Europa, cosa deve affrontare nel corso del suo viaggio? Nell'attraversamento della frontiera con il marito e il figlio, viene separata dal marito. Temendo la polizia, non chiede aiuto e continua il suo viaggio da sola con il suo bambino. Le donne rifugiate spesso emigrano con la loro famiglia o solamente con i loro figli e questo rende il loro viaggio più difficile. Le famiglie spesso vengono separate e difficilmente riescono a ritrovarsi. Quando arriva in un campo di rifugiati, la donna si ammala con febbre alta e tosse. Il personale del campo per rifugiati incarica un medico per visitarla, ma lei rifiuta di vederlo. Perché? Nei campi per rifugiati vi è incuranza alle esigenze personali delle donne e non si provvede a fornire medici di sesso femminile quando le stesse donne lo richiedono. Arrivata in Francia, la donna giunge a un porto, sperando di raggiungere il Regno Unito. Qualcuno le dice che dovrà pagare un trafficante per proseguire il suo viaggio, che lei e il suo bambino non potranno nascondersi nei camion, come solitamente fanno i migranti uomini. Viaggiando con i loro bambini, le donne dovranno scegliere diversi percorsi per il loro viaggio. Se costrette a pagare un trafficante, possono ritrovarsi in situazioni pericolose per ottenere i soldi necessari. Una volta arrivata, conosce un uomo che le propone di sposarlo. Dopo 6 mesi di matrimonio, si sente intrappolata e vorrebbe lasciarlo, ma sa che non può. Perché? Attraverso il matrimonio le donne migranti riescono ad ottenere la residenza in Europa, ma questo rende il loro status dipendente dal matrimonio stesso. Tutto questo le rende vulnerabili e soggette allo sfruttamento e alla manipolazione, con la conseguenza di una limitazione della loro libertà di prendere decisioni sulla loro vita. Le donne rifugiate devono affrontare una doppia discriminazione, discriminate in quanto migranti e discriminate in quanto donne.